Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live, una piccola pillola del vostro manetto veneziano in cui oggi parleremo di tante belle cose, parleremo di questo mondo democratico occidentale, no? E parleremo anche di due libri che ci danno una chiave di lettura della vita. È importante che tutti abbiano questi due libri a casa, li possano comprare e acquistare, ma vedremo anche perché hanno questa importanza. Prima di fare questo, il vostro Manetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del De Garda, al canale YouTube del Manetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove stiamo rilanciando un gruppo di Facebook che si chiama Radionica Radiestesia, Teologia ed Ermetismo. Siamo più di 1430, 1450 amicizie che ci continuano a seguire, siamo molto contenti. In più, sempre qui sotto abbiamo un link che porta al sito del capitano.altervista.org dove ci sono 20 ebook fatti del vostro Marietto Veneziano già nel 2015, cioè più di 6 anni fa, e ne hanno già scaricati qualcosa come 150.000, ma più di 150.000, adesso io ho perso il conto, 149.000, e il vostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesi con tanto di istruzioni. Ma in più c'è la sezione shop, no? Dove sapete che potete comprare ad esempio questo albero sefirotico, amuleto, talismano a 150 euro più 10 euro di spedizione. E c'è la sezione shop dove è ricca di prodotti esoterici da acquistare, di legare manetto iniziale. Ma iniziamo un po' a parlare di questo contesto dove noi viviamo, no? Noi viviamo in un mondo da New Age, dove ci hanno spiegato che esiste la democrazia, dove c'è la destra, la sinistra, il centro, insomma, tutto questo carnevale. E io, il Marietto, vi ha spiegato che invece noi viviamo in una talassocrazia dove gli Stati Uniti, praticamente col dominio dei mari, dominano le vie commerciali, e quindi voi sapete che se a una nazione gli chiudete le vie commerciali, guerre civili, rivoluzioni, colpi di Stato e quant'altro. Quindi la democrazia è una bella grande cosa che ci hanno spiegato, ma noi viviamo in questo contesto, in una talosacrazia, e siamo seduti per il momento nella parte giusta. Abbiamo internet, quindi anche senza uscire di casa possiamo raggiungere informazioni importanti. Dal 1995 per i cabalisti è sceso il Messia. Il Messia che non è sceso gridando, portando croci, ma è sceso e si è messo dentro nei libri, no? E oggi parleremo di due libri molto importanti. Importanti perché uno, secondo me, è uno dei più bei libri di Cabala scritti, che dà l'idea anche cos'era il Vecchio Testamento, il Pentateuco, e un altro di Nada Adar Crivelli, che è uno dei tanti libri che ha scritto che completano, no, le conoscenze esoteriche cabalistiche delle persone. Quindi, ripetiamo, noi siamo dentro una democrazia che, tra virgolette, democrazia, ma in questo carnevalone, no, noi possiamo muoverci aspettando la possibilità e l'educazione per incominciare a salire verso la Keter, per i cabalisti. E in questo carnevalone democratico la talassocrazia dei praticamente americani, Stati Uniti, che dominano il mondo tramite il mare, tramite i poteri, ci dà questa libertà che non è mai esistita negli ultimi 6.000 anni. Lo ripeto per i quali che credono di vivere nella democrazia, questo sistema di conoscenze, grazie alla talassocrazia degli Stati Uniti, non è mai esistita prima del 1995. Cioè, praticamente noi oggi possiamo con pochi euro e magari anche seguendo il Marietto Veneziano o il De Garda, cominciare a capire quali sono i libri interessanti per poter avvicinarsi alla Keter, salire i 125 gradini. Allora, uno dei libri più interessanti è La Via Regale di Nadav Adarchivelli, in cui spiega bene di Sefirot, no? È un libro semplice, costa qualcosa come 22 euro, lo si compra i migliori bookstore online, da Mondadori, Macro Librassi, Giardino dei Libri e quant'altro, e ha qualcosa come 241 pagine. È un libro che non può mancare. Ad Arcrivelli, 240 pagine, 22 euro circa. E questo non può mancare, perché voi dovete capire che siamo dentro questa finestrella
creata dagli Stati Uniti e dal 1995 i cabalisti hanno dato ok, va bene, anche gli altri cabalisti che si sono persi tanti anni fa adesso possono ritornare a casa. Il libro must che non può mancare assolutamente nella biblioteca del vero cabalista è questo qua, costa 22 euro e anche qui abbiamo qualcosa come 219 pagine. Questo è il top di gamma. Top di gamma, infatti chi lo legge non si può leggere solo una volta, un libro così bisogna leggere 4-5 volte, fin quando le luci che ci sono dentro, il messia che c'è dentro, non entra dentro di voi e comincia a lavorare. Qui ragazzi non è New Age, qui è una cosa seria e qui stiamo parlando di anima, di rigenerazione dell'anima, di collegamento con la Keter. Questo è scritto da Michael Lightman e edito dalla Psiche 2. Lo stesso questo, questi due libri qua, ma soprattutto questo dal mio punto di vista, per chi inizia è un must. Questi libri non possono mancare nella biblioteca del vero esoterismo, non di quello che crede nel segreto di Fatima. Signori, non c'è nessun segreto di Fatima, qui siamo dentro una talassocrazia, gli Stati Uniti dominano ancora per 50 anni, no? Avranno questo dominio, poi i cinesi e i russi incominceranno a, capite che è come un pendolo, no? Adesso gli Stati Uniti sono su e si torna. Comunque vi ricordo che negli ultimi 6.000 anni, grazie all'Occidente, grazie agli Stati Uniti, non ha mai avuto un benessere così evoluto. Bene, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, qui sopra il numero di telefono per Telegram se volete collegarvi in privato, 20 euro 45 minuti per delle consulenze col vostro marito. Grazie e alla prossima, ciao.